L'emendamento al DL Aiuti presentato dal deputato veneziano Pellicani e approvato in commissione alla Camera nei giorni scorsi su un primo stop agli affitti turistici selvaggi a Venezia ha fatto insorgere altre città come Roma, Bologna e Firenze, che chiedono a loro volta la stessa tipologia di regolamentazione. Io credo che al più presto il provvedimento adottato per Venezia debba essere esteso a Roma, a Firenze, tutte le città, in particolare le città d'arte, ma le città che hanno i centri storici in cui il fenomeno della locazione turistica è degenerato, perché io voglio precisare che questa norma non criminalizza nessuno, ma solamente punta a disciplinare un'attività fuori controllo in alcune zone, tra cui Venezia, anzi direi in particolare Venezia, come sotto gli occhi di tutti i cittadini veneziani. È la prima volta che in Parlamento viene riconosciuta la necessità di disciplinare la materia, in quanto assegna al Comune la facoltà di individuare i limiti massimi temporali e di case che possono essere affittate ai turisti. È uno degli elementi che punta al ripopolamento della città di Venezia. Certo, nessuno si illude che con un emendamento e solamente questo è il problema da affrontare per ripopolare la città. È un mix di azioni che va fatta. Va innanzitutto appunto regolamentata le locazioni turistiche, poi va investito sulla residenza. No, quindi io spero che il Comune rilanci gli interventi per riqualificare gli appartamenti del patrimonio pubblico, ma anche che preveda degli incentivi attraverso la legge speciale per chi affitta. Alcune delle città insorte hanno specificato: noi non siamo di serie B. Siamo tutti di serie A. Solamente fino adesso nel Parlamento, io questa cosa la sto seguendo all'inizio della legislatura, non ho riscontrato una sensibilità adeguata per affrontare il tema in termini generali. Venezia, lo sappiamo, ha la sua specialità, ha una legge speciale, è l'unica città italiana ad avere una legge ad hoc per la specialità di Venezia, è l'unica città ad essere costruita nell'acqua, banalmente, ed è l'unica città appunto a poter beneficiare di una legge speciale. All'interno di questo abbiamo inserito anche questa norma. Noi facciamo da apripista